La parola a Emanuele Greco, che ancora una volta ringrazio e saluto. A te, Emanuele. Grazie, buonasera a tutti, saluto tutti, grazie al professor Lepore per questa presentazione che esalta i miei meriti al di là della realtà, ma lo ringrazio molto per l'affetto, per la nostra collaborazione che dura ormai da anni, con la partecipazione del professor Lepore e dei suoi collaboratori ai nostri seminari annuali. E certo, e poi faccio tanti auguri alla scuola perché credo che ci sia bisogno di lanciare questi temi in un momento storico in cui l'attenzione verso l'archeologia come scienza storica vedo che non mantiene la stessa densità o intensità del passato. Comunque, secondo luogo, poi devo dire che ho scelto una scelta temeraria di fare una carrellata all'interno del Mediterraneo che vedete qui rappresentato da questa prima diapositiva, ma naturalmente non pretendo e né chiedetemelo di essere esaustivo perché ci vorrebbero ore e ore e ore di discussione. Allora ho deciso di attraversare la storia della città greca da una certa epoca in poi dirò da quale, ma attraverso i suoi indicatori che naturalmente sono frutto di un puzzle che io faccio mettendo in evidenza i contributi diversi, perché molto spesso, anzi quasi sempre, non sono presenti tutti nella stessa città, ma da una apprendiamo una notizia, da una un'altra. E allora devo assolutamente cominciare un po' prima dell'VIII secolo, perché il primo punto che voglio trattare è il riferimento a un dibattito storiografico che dura ormai da decenni sul rapporto tra la tarda età del bronzo e la città greca che si sviluppa nei secoli successivi. Tanto è vero che si è parlato della nascita della città greca, adesso vedremo in termini storiografici che oggi sono alquanto superati, come dirò fra breve. E quindi è necessario che cominciamo un po' prima, cioè cominciamo con la fine dell'età del bronzo, quando la città, innanzitutto dire una cosa, la necessità di cominciare con questo periodo nasce dal fatto che dal 1952 Michael Ventris che era un ufficiale dei servizi di spionaggio inglesi durante la guerra, e era un architetto, non era un archeologo né un filologo, ma siccome si occupava di decrittare i codici dei servizi di spionaggio, è stato capace di decrittare la lineare B. E dalla lineare B è venuto fuori che i greci dell'età del bronzo parlavano greco, erano greci, quindi ha smontato di un sol botto tutte le pretese che i greci fossero popoli venuti dal nord, come si diceva nell'Ottocento. E allora vediamo come erano fatte alcune di queste città. Questa è Micene, no? Vedete qui c'è la Porta dei Leoni famosa, qui c'è il cerchio regale con le tombe e poi la zona del palazzo. Il palazzo è sede di un dinasta che si chiama Vanax, no? Che è affiancato da Basileis, che sono i ministri, diremmo, per intenderci, no? E questo sistema palaziale accentra il potere nelle mani del signore e dei suoi amministratori, quindi il palazzo è la sede del potere, la città è la sede del potere e dei suoi e dei collaboratori che amministrano la città. Qui vedete, questa era Micena, questo è Pilo. Pilo è un'altra città della Messenia, sulla costa occidentale del Peloponneso, la città connessa a Nestore, no? Come Micene, Agamennone, eccetera. Questo è il Megaron, no? Il Megaron il cuore centrale, che è la stanza in cui si esercita la regalità del palazzo. Ma che cosa hanno di importante alcuni di questi siti? Che sono stati distrutti
E devo dire che oggi la conoscenza di tutti questi palazzi ci permette di segnalare un fenomeno molto diffuso, globalizzante. Ecco, Eric Klein ha insistito nel suo libro 1177 per vedere il fatto che sono crollati in Palestina, sono crollati in Siria, in Mesopotamia, sono crollati. C'è stato un crollo generalizzato dei palazzi che si è portato appresso il sistema su cui reggevano. È sparito il Vanax e sono nati tanti Basileis, cioè si è frantumato l'unità di questi regni in tanti piccoli regni dove il re si chiama Basileus, cioè si chiama re, non è più Vanax che è il signore assoluto, parola che poi rimane nel greco Anax, Anactoron e dove abitano, eccetera. Quindi c'è questa frantumazione, ma il fatto è che qui dobbiamo sottolineare che questi palazzi sono stati bruciati, quindi allora qui si scatena tutta l'ermeneutica moderna, invasioni, guerre, eccetera. Sembra abbastanza accertato che il crollo dei palazzi è una implosione, è dovuto al fatto che il sistema politico e amministrativo, economico su cui si reggevano è andato in crisi ed è stato distrutto. È stato distrutto e nell'incendio cosa è successo? Che gli archivi del palazzo erano pieni di documenti che mostrano documenti scritti su tavolette di argilla cruda che a causa dell'incendio queste tavolette si sono cotte e quindi sono state recuperate con lo scavo. Dallo studio delle tavolette risulta che non erano testi letterari, non è poesia né romanzi che qualcuno ha favoleggiato, ma c'erano atti amministrativi, contabilità che ci permette di ricostruire la contabilità di un regno miceneo della tarda età del bronzo. Ecco, vi faccio vedere alcune di queste tavolette. Vedete, sono scritte in una grafia che si chiama lineare B, è una scrittura sillabica, cioè ogni segno corrisponde a una sillaba, ma è stato Ventris che l'ha decrittato perché era abituato a leggere i codici dello spionaggio inglese e quindi ha trovato la chiave di lettura e ha permesso di gettare luce su un mondo che non potevamo mai conoscere senza queste scoperte e questa geniale interpretazione. Ecco, vi faccio vedere come scrivevano nel XIII-XII secolo avanti Cristo. E in queste tavolette d'argilla, pensate che a Cnosso ce ne sono state trovate 4.500, nel palazzo di Pilo che ho appena mostrato sono 1.500 e sono anni che queste iscrizioni sono oggetto di studio da parte di colleghi italiani anche, ma americani che stanno pubblicando e aumenta la conoscenza del sistema amministrativo perché sono soltanto registrazioni di atti amministrativi, cioè tutto quello che esce, quello che entra nel palazzo, no? E quindi mi limito a queste poche note introduttive per dire che questo mondo che scompare e viene sostituito da un altro mondo che è completamente diverso, che è stato battezzato Dark Age dagli inglesi, cioè l'età buia, il Medioevo, no? Espressione che oggi non si usa più, anche perché è dovuta a una interpretazione sommaria, ma a parte che il Dark Age si sta rivelando un'epoca molto ricca, molto attiva, però bisogna onestamente riconoscere che ci sono due cose: scompaiono i palazzi e scompare la scrittura in lineare B, non scrivono più. E in questo periodo, cioè parlo dell'11° al IX secolo, non ci sono più tracce di iscrizioni, né ci sono nell'architettura niente di paragonabile con quella che era stata del mondo che era crollato, no? Comincia e allora i colleghi svedesi e inglesi anni fa avevano inventato l'espressione Greek Renaissance, la rinascita greca, quindi
qual era allora il discorso? Età del bronzo, splendore, crollo dei palazzi, Medioevo, e dopo il Medioevo, nell'VIII secolo, c'è la Rinascita. Rinascita perché c'è stato il Medioevo, e la Rinascita è quella che altri hanno chiamato la nascita della città greca. Noi siamo più scettici sul problema di parlare città, parliamo di una continuità attraverso delle trasformazioni dei sistemi economico-sociali nel tempo. Quindi si tratta di tenere presente bene che non dobbiamo parlare di cessure, perché dal punto di vista dell'etnos sono sempre greci che però vivono in un sistema che viene a trasformarsi con il tempo. E quindi entriamo nella città greca. Fatta questa premessa, e vi faccio vedere questo lavoro, che è una specie di vocabolario, che è il frutto di una ricerca diretta da Mogens Hermann Hansen, che è professore all'Università di Copenaghen, che ha diretto per 20 anni questo Copenhagen Policy Center, no? Come vedete, Copenhagen Policy Center, e ha prodotto un lavoro di stampo estremamente neopositivista, ma utile come tutti i vocabolari. Cioè lui ha schedato tutte le città greche della storia, dall'età arcaica all'età classica, e di ogni città, dalle fonti letterarie, lo dico per chi volesse approfondire studi sulla città greca, l'inventory di Hansen è una specie di un vocabolario dove si trovano raccolte la bibliografia, le fonti, la biografia fino al 2003, poi è stato ristampato nel 2014, ma insomma è utile più come vocabolario, come lessico, no, della città greca. E quindi vediamo, a partire dal dopo crollo del mondo miceneo, ecco come è fatta. Ho scelto questo esempio che mi pare eccezionale, che è una città che sta a 1000 metri in cima a una montagna a Creta, in un posto che si chiama Carfi, che in greco vuol dire chiodo, ma infatti è proprio una montagna che finisce a punta, e questo è un abitato di questo periodo, insomma, per dare l'idea di come della diversità rispetto al sistema precedente palaziale, no? E così vediamo un altro esempio di città di questo periodo del cosiddetta Dark Age, che è Prinias, città di cui maniamo vanto perché è al centro di Creta ed è scavata dai colleghi dell'Università di Catania, da Giovanni Rizza, buonanima, che l'ha valorizzato. Che cosa vediamo? Ecco, la prima cosa che notiamo in questo periodo, diciamo, dell'VIII secolo, no? Che cosa segna la nascita della città? La segna eccolo qua, la segna la comparsa di una cosa nuova, il tempio. Vedete? Qui ci sono i templi che furono scavati da Luigi Pernier, che è il mio predecessore nella direzione della storia d'Atene, ma nel 1906, prima che diventasse direttore. Qual è la riflessione che dobbiamo proporre? Il tempio, fino all'età del bronzo, nell'età che abbiamo visto precedente, è inserito nel palazzo, perché il signore, il Vanax, no? È capo militare, è capo religioso, è capo giudice del potere giudiziario, e quindi assomma tutti i poteri. Invece nell'VIII secolo il tempio esce dal palazzo, non c'è più il palazzo, ci sono le dimore degli aristocratici, certamente ci sono. Il problema è completamente diverso, e nasce il tempio perché è la messa in comune da parte di quelli che hanno diritto a questa messa in comune, non tutti chiaramente, no? Del sacro. Cosa che, se mi permettete una piccolissima divagazione, si vede, basta considerare l'Iliade e l'Odissea, no? Nell'Iliade abbiamo ancora l'immagine del vecchio mondo, no?
con Agamennone che è il capo della spedizione, che è un sovrano che ha un potere assoluto. Poi invece nell'Odissea, quando Ulisse sulla spiaggia incontra Nausicaa e Nausicaa lo porta a conoscere i suoi genitori, e Omero, l'autore dell'Odissea, no, descrive il mondo di questo re che però siede in consiglio con altri personaggi importanti, che abita nel suo palazzo, però c'è il tempio di Poseidone in riva al mare, cioè è tutta una realtà, quella dell'Odissea, che assomiglia molto di più a quelle che noi archeologi scaviamo per le città dell'VIII secolo, in cui cominciano a comparire elementi che sono differenti rispetto al passato. Nasce il tempio, nasce l'agorà, no? Vedremo tutta una serie di cose. E vabbè, vi mostro la pianta di Smirne, della vecchia Smirne, non quella di Alessandro Magno, che sarà fondata lì dove è la Smirne moderna. Questa è la ricostruzione fatta dagli inglesi, che è molto interessante perché stanno diffondendosi nel Mediterraneo le case rettangolari. Al posto delle capanne ovali, le capanne circolari, no? E invece la disposizione delle case rettangolari favorisce un sistema di maggiore regolarità nella disposizione e quindi nella creazione dei percorsi. Poi vi dicevo che è scomparsa la scrittura e invece ricompare la scrittura, ma questa volta non è più la lineare B dei palazzi, questa volta è la scrittura che usiamo anche noi adesso, che naturalmente, secondo la tradizione, sono Phoenica grammata, sono lettere fenicie, tant'è vero che noi diciamo alfabeto, perché alfa, beta sono le prime lettere dell'alfabeto e sono state trasmesse dagli Etruschi ai Greci. Questa non è la più antica iscrizione greca che abbiamo, questa è la famosa coppa di Nestore, trovata in una tomba di Ischia, databile al terzo quarto del 730-20 a.C., una coppa rodia. Vede qua l'iscrizione è graffita sulla pancia del vaso, e qui la vedete, io la conosco a memoria perché la portavamo all'esame di epigrafia con l'Epore. Nestoros eimi eupoton poterion, os danto de piesi poterio, utica canon imeros airesei, Calistefano Afrodites. Cioè, io sono la coppa di Nestore, chi beve? Io sono la coppa di Nestore, no? Perché la coppa di Nestore è descritta nell'Iliade con una coppa enorme di metallo prezioso. Invece l'autore di questo graffito, che poi è un distico, è poetica l'iscrizione, è una cosa, no, di una elevatissima cultura che rimanda al mondo omerico, che quindi già nell'VIII secolo circolava, se ne fosse bisogno, come dimostra l'iscrizione. Io sono la coppa di Nestore, chi beve da questa coppa presto lo prenderà il desiderio di Afrodite dalle belle corone. Questo dice. Ecco, questa. Ora, ultimamente sono state trovate in Grecia, a Metone soprattutto, anche iscrizioni leggermente più antiche. Possiamo dire che la scrittura fenicia, le lettere fenicie, i Phoenica grammata, sono state trasmesse dai Fenici ai Greci dalla fine del IX, inizio VIII secolo. Per ora possiamo arrivare a questo periodo, ma come vedete la lineare B è scomparsa e si scrive in lettere greche, che poi sono quelle che i greci hanno trasmesso agli Etruschi, gli Etruschi ai Latini, insomma, fino ad arrivare a noi. Ma il secondo elemento su cui attiro l'attenzione è la guerra. Nell'epica tradizionale, l'epica omerica, il combattimento è caratterizzato dal duello, no? Duello significa che si combatte a due, e nell'epica sono sempre eroi che combattono l'uno contro l'altro. Invece, a partire da questo periodo, qua siamo nel VII secolo, questo è un celeberrimo vaso
che sta nella collezione Chigi al Museo di Villa Giulia, l'Olpe Chigi. Come vedete non ci sono il duello, ma c'è la taxis oplitica, c'è la schiera degli opliti. Gli opliti sono quelli che hanno gli opla, che hanno le armi, no? E combattono in schiera. Questa è la grande riforma della guerra che il mondo greco conosce in questa epoca, tant'è vero che anche in questo caso se ne attribuisce l'invenzione, lasciamo perdere la mitologia, sì? Ci sta il re che inventa la taxis oplitica o quello che inventa la moneta, cioè lo stesso più o meno, ma quello che è importante è che il documento figurato ci consente di mettere in evidenza l'esistenza di combattimenti che si fanno in gruppo. Ogni oplita protegge se stesso e il suo vicino, nasce una solidarietà, no? di reciproca molto forte, che viene rinsaldata da legami che sono quelli dell'appartenenza alla classe sociale che esprime il guerriero, che naturalmente è un personaggio di un livello alto della società, non un poveraccio, insomma, perché le armi se le deve procurare con i suoi soldi, non è che c'è la caserma che gliele dà, no? Anche la cavalleria, i cavalieri devono essere in grado di gestire un cavallo, insomma. Poi vi faccio vedere questa coppa, che comunque del V secolo, no? È molto più tarda, la mostro soltanto per dire che un altro aspetto della solidarietà è quella del simposio, il fatto di questi sono personaggi che condividono, sono gruppi che condividono la pratica del consumo del vino, del banchetto, del simposio soprattutto in comune, che è un altro elemento che è dominante in tutta la cultura greca anche nei secoli successivi, ma che comunque nasce nell'età arcaica, quindi la scrittura, la guerra, il simposio, che è connotante dell'appartenenza di personaggi che partecipano secondo quella logica della inclusione e dell'esclusione, cioè l'inclusione è di chi ha diritto di partecipare a condividere i privilegi di questa classe sociale, che esclude chi non ha diritto di partecipare. E quindi passiamo adesso a dare un'occhiata a come sono fatte le città di questo periodo. Vi faccio vedere la zona centrale della Grecia, Celattica, con Atene, e poi Eubea che è stata molto citata quest'estate per gli incendi, incendi che hanno devastato l'isola, e alla televisione italiana, che pullula di personaggi furbi, hanno detto l'Eubea era l'antica Negroponte, esattamente il contrario. Negroponte è il nome veneziano dell'Eubea, l'Eubea è il nome antico che ovviamente in greco moderno si dice Evia, con le variazioni della pronuncia, e quindi l'Eubea perché è importante per noi, soprattutto in Occidente? Perché da Calcide e da Eretria e forse da Cuma, adesso c'è tutta una discussione sulla identificazione di questa Cuma, sono partiti quelli che hanno fondato Cuma, Ischia, e poi Napoli, Reggio Calabria, Zancle Messina, Imera, Milazzo, Leontini, Catania. Cioè, se facciamo il conto dalle città della Sicilia e dell'Italia meridionale, questi eubei sono veramente i protagonisti di un'azione colonizzatrice, cioè con gli eubei e altri, non solo gli eubei, l'idea di città si va a materializzare fuori dalla Grecia, no? E quindi un altro argomento interessante è vedere come sono fatte le città greche prima della colonizzazione greca e qual è il contributo che la colonizzazione dà alla traduzione in pratica dell'idea di città. E qui vediamo una cosa interessante che merita. Vedete questo posto che si chiama Oropos? Sulla costa c'è Scala Oropou, no?
che è stata scavata dal collega Mazar-Aksenyan, vedete, una serie di compounds, sono queste capanne racchiuse dentro un recinto in cui c'è la capanna in cui abita la famiglia, il magazzino dove hanno tutte le derrate alimentari e poi la capanna in cui lavorano i metalli, sono artigiani, sono metalli e gli eubei erano famosi per il possesso di queste tecniche, oltre che come allevatori di cavalli, erano ippoboti, la classe dirigente dell'Eubea erano ippoboti, cioè allevatori di cavalli. E diamo un'occhiata anche ad Atene in questo periodo, quindi diciamo in Eubea ci sarebbe anche ovviamente c'è tanta alta documentazione su Eretria che adesso per brevità non mi posso soffermare su tutto, ma vi ho fatto vedere Scala Ropù perché poi capirete perché c'è uno scavo di Ischia di un quartiere che è uguale, proprio esattamente identico, e gli abitanti di Ischia vengono dall'Eubea, come è noto. Vediamo Atene. Atene è una città straordinaria perché chiaramente nessuna città antica del mondo greco, in tutto il Mediterraneo, dispone di tante testimonianze letterarie e epigrafiche come Atene, e poi di uno scavo parziale, perché come purtroppo sappiamo c'è la città moderna sopra, no? E qui abbiamo l'Acropoli, l'Agorà e poi al di fuori della cinta muraria, in corrispondenza delle porte, le grandi necropoli, soprattutto quella del Ceramico, che sta qui, che è quella, soprattutto perché è quella più scavata, più pubblicata, più nota, dove si vede tutto lo sviluppo, uno sviluppo che consente di dire che durante il Dark Age non se la passavano tanto male, perché erano una società molto sviluppata, anche molto ricca, molto stratificata. Purtroppo conosciamo solo le tombe, non conosciamo gli abitati, no? Di questi ateniesi dell'VIII secolo. Sull'Acropoli abbiamo la prima manifestazione del culto, che è, diciamo, manifestazioni che sono le antenati della nascita del culto di Atena, con tutto lo sviluppo che poi avrà l'Acropoli, come ben sapete. Quindi, e poi abbiamo l'Agorà, una Agorà che non risulta in attività prima del VI secolo a.C. e questo innesta tutto un problema sulla mobilità dello spazio, cioè sullo spazi che nascono, si sviluppano, ma poi si spostano, nel senso che vengono spostate le funzioni dello spazio in rapporto ai cambiamenti che la società conosce. Questo sarebbe tutto un altro discorso che meriterebbe da solo una conferenza, ma Atene è una di queste città del mondo greco arcaico. Vedete poi la differenza quando vengono dalle nostre parti. E poi un altro elemento di Atene è il rapporto col mare. Questo che vedete è la baia del Falero, in greco moderno Faliros, che è l'antico porto di Atene. Poi Temistocle ha l'idea invece di portare il porto di Atene al Pireo, che poi sarà il grande porto di Atene per tutti i secoli seguenti. E all'età di Cimone e poi anche di Pericle, l'idea è, vedete che idea, qua c'è Atene, cioè l'Astiu, cioè la cittadella, questa è l'Acropoli, questo è il Pireo è il polmone che fornisce ad Atene le risorse alimentari. Allora gli statisti hanno l'idea di costruire due muri paralleli, distanti poco meno di 200 metri, uno stadio, no? In maniera che le derrate alimentari che arrivano al porto potessero raggiungere la città in questo corridoio protetto, che naturalmente metteva la città al riparo da tutti gli attacchi. Quindi perché Pericle poi lancia la politica di stare chiusi nelle mura e lasciar perdere gli Spartani, potevano devastare il territorio, tanto loro erano in grado di resistere. E
e si mettono tutti quanti insieme, solo che la pagano cara perché scoppia la peste e il primo a morire è proprio Pericle nel 429-28, insomma, tanto per dire. Ecco qua, vedete la forma di Acropoli, l'Agorà, il Tempio di Zeus, la via che va all'Accademia. Qui Platone faceva lezione, ma lui abitava al Colonoscipios, e qui a destra invece nella diapositiva non compare, c'è il liceo, cioè la scuola di Aristotele, con le lunghe mura che connettono al Pireo, e questa è una veduta dell'Agorà. Perché ve la mostro? Per vedere come l'Agorà diventa lo spazio politico per eccellenza. Lo spazio è occupato non solo da edifici utilitaristici, ad esempio il Buleuterion, dove si riunisce il Consiglio, la Stoa del Re, e nel frattempo il re è diventato un magistrato, cioè dal Basileus, che era ministro nel mondo miceneo, a Basileus, che nel Dark Age è un reuccio, diciamo, adesso è diventato un magistrato ed ha competenze sacrali. Lui organizza tutte le feste principali di Atene, no? Quindi studiare un'agorà significa anche percorrere tutta la storia della vita politica, giudiziaria, amministrativa, fino a quella commerciale, che è l'ultima ad arrivare, perché, parentesi, agorà non vuol dire piazza, vuol dire assemblea, dal verbo ageiro, che vuol dire radunarsi. Già nelle tavolette micenee, quelle che abbiamo visto all'inizio, che sono state decifrate da Ventris, agorà è riferita, per esempio, a un pastore che fa l'agorà delle pecore, che rassembla le pecore, è assemblea l'agorà, no? Che cosa succede nell'età arcaica? Che quando nascono le prime istituzioni politiche della polis, appunto politiche, queste assemblee si svolgono in uno spiazzo. Questo spiazzo ospita l'assemblea, ma l'assemblea finisce per dare il nome al luogo in cui l'assemblea si svolge, no? C'è questo trasferimento, no? Semantico, facile a comprendere. Faccio sempre l'esempio dello stadio. Lo stadio non è un edificio, lo stadio è una misura. In tutto il mondo greco antico lo stadio sono 190 metri, 192, varia a seconda dei posti. E la prima Olimpiade nel 776 a.C. constava solo di una gara, la gara dello stadio, cioè una corsa su una pista rettilinea di poco meno di 200 metri. Chiaramente, come vi immaginate che si disponga il pubblico che assiste alla corsa intorno alla pista? E intorno alla pista, appunto. Per cui la gara dello stadio ha finito per dare il nome all'edificio in cui si svolgeva la gara. E così è successo all'Agorà. E l'Agorà è diventata da assemblea al luogo dell'assemblea. Poi ad Atene l'assemblea l'hanno spostata sulle colline, dove c'era un grande edificio assembleare all'Apnice, e nella piazza sono arrivati i mercanti. Risultato, oggi agorà in greco vuol dire mercato, agorazzo vuol dire comprare, e anche nel mondo greco, già nell'età da Erodoto in poi, già la funzione, come dire, commerciale aveva preso il sopravvento su quelle precedenti. Quindi e allora il contenitore agorà è straordinario. Ma c'è anche un altro aspetto che, ecco qua, che è stato valorizzato molto di recente. Dico, vedete, questo piccolo edificio è stato scavato, il primo scavo degli americani nel 31, proprio, no? Vedete, la scarpata è il limite della strada che sta dall'altra parte, e hanno trovato queste due file di blocchi, ma la fortuna era che qua c'era una base in cui, vedete, le impronte dei piedi, reggeva la statua di un certo Leagros, uno degli uomini più belli di Atene, secondo le fonti, e nell'iscrizione dedicatoria c'è scritto che Leagros è dedicato ai 12 dei. Quindi abbiamo identificato uno dei monumenti più importanti della piazza. Nel 2011, nel rifare il pavimento della metropolitana che va da Atene al Pireo, hanno trovato un altro pezzo. Quello che abbiamo mostrato prima sta qui dentro,
e quello nuovo sta qui. Perché adesso facciamo una parentesi ludica. Quando è stata trovata un altro pezzo della base, si è scatenata in Grecia una fase di irrazionalismo tremendo, peggio dei Novax attuali, molto peggio, che non c'è limite al peggio, perché attribuivano alcuni, erano mica pochi, le disgrazie della Grecia, che in quel periodo viveva la crisi di Lehman Brothers, come vi ricordate quante vessazioni ha subito la Grecia durante la crisi, no? E allora c'era un gruppo di cittadini che attribuivano la crisi al cristianesimo, a Teodosio che aveva messo il paganesimo fuori legge, e quindi siccome l'altare dei 12 dei è il Dodecateon, cioè è l'altare che raggruppa tutti gli dei dell'Olimpo, loro si sono battuti con violenza perché la ferrovia fosse spostata, l'altare, il muro abbattuto, unificato, soppiantare quella cristiana da cui dipendeva la crisi finanziaria che Aspetta, e comunque l'ultimo ti avevamo perso per un attimo. Mi senti adesso? Sì, io sì. Ho detto che l'altare dei 12 dei è stato oggetto di questo interesse moderno che dimostra come si possa utilizzare l'antico per fare tutte le cose anche più incredibili, insomma. L'ultima cosa della Gora di Atene che è un altro elemento. Ecco, l'utilizzazione di personaggi storici realmente vissuti, ma esaltati dal punto di vista politico. Questi sono Armodio e Aristogitone. Il giovane Armodio, Aristogitone è, diciamo, è il suo fidanzato, no? Il suo Amasio, come, no, ma nemmeno dire, c'è tutto un rapporto omoerotico che non è soltanto di carattere sessuale, qui sarebbe da discutere a lungo sull'educazione del giovane Efebo. Il giovane Efebo appartengono a una famiglia abbastanza illuse, sono i Ghefirei, e lui è il suo tutor, la sua guida, il suo pedagogo, come dire. E a un certo punto il giovanetto attira l'attenzione di Ipparco, che è il fratello del tiranno, che gli fa delle avance. Lui si va a lamentare con il suo con il suo amico, diciamo, e quindi organizzano una congiura, c'è tutta al termine della quale Ipparco viene ammazzato. Viene ammazzato, loro vengono ammazzati tutti e due, uno subito, uno dopo le torture perché c'era la congiura, dovevano far parlare, eccetera. Che fa la città? Trasforma la storia erotica in un processo politico, li fa diventare i tirannicidi. Loro hanno ucciso il tiranno e quindi diventano il simbolo della democrazia. E allora gli fanno la statua, le statue. E quando i persiani occupano Atene nel 480 e nel 79, Serse, il re di Persia, si porta la statua in Persia. Al ritorno in patria dei greci non potevano fare a meno della statua di Armodio Aristogitone, non potevano, ormai erano diventati il simbolo, e quindi ne fanno fare un'altra copia, che è quella che vedete, ovviamente non è l'originale bronzeo, ma è la copia che sta al Museo di Napoli della statua che fu realizzata da Critios e Nesiotes, due celebri scultori del tempo. Quindi
La piazza è il contenitore della storia politica, religiosa, economica, commerciale, e poi al centro ti piazzano i tirannicidi, che sono diventati il simbolo dell'opporsi alla tirannide nel modo più assoluto. E quindi, ma guardiamo, siccome stiamo parlando di Atene, guardiamo un attimo Sparta. Questo è il Taigeto, ragazzi, a me mi fa sempre impressione quando lo vedo, perché poi, essendo di origini laconiche, come vedete, ogni volta che vedo i monti di Sparta mi commuovo. E sotto c'è la Sparta, la città moderna, che ha completamente cancellato quella antica, grazie a quello sciocco di Ottone I di Baviera, figlio di Ludwig, quello celebre, che è stato il primo re della Grecia, che ha fatto costruire una città moderna sopra quella antica. Si è salvato solo questo uliveto, che è la parte alta della città moderna, in cui c'è l'agorà e il teatro, e ai piedi c'è il santuario di Artemide, eccetera. Poi tutta questa parte bassa dove c'era la città è sparita. Però ecco la foto aerea, vedete il teatro, un edificio circolare, questa è la piazza di Sparta, che è tutta sotto l'uliveto ed è tutta da scavare. È tutta da scavare. E qui vi trasmetto un'altra riflessione. Perché l'agorà di Atene è tutta scavata? Al 90% scavata. E l'agorà di Sparta no? Perché nel 1930 gli americani hanno chiesto ai greci il permesso di scavare l'agorà di Atene. Ci sono state polemiche, una storia lunghissima, ma c'era Rockefeller che a questo punto ha tirato fuori $250.000 dell'epoca e ha comprato tutte le case che coprivano l'agorà di Atene. Le hanno buttate giù e sono 80 anni che scavano e fanno delle cose meravigliose, per carità. E l'agorà di Sparta non se la fila nessuno. Perché? Perché l'ideologia dominante degli anni 30 era: noi americani siamo gli eredi della democrazia ateniese di Pericle, gli spartani sono nazisti, sono i nazisti dell'antichità. Quindi hanno diffuso un processo di identificazione di Sparta con i nazisti e di Atene con la democrazia e degli USA come democrazia ateniese. Risultato, l'agorà di Sparta. Ma se noi prendiamo Pausania, che ha descritto la Grecia nel secondo secolo d.C., quando parla di Sparta è tutto un fiorire di templi, di edifici, di cose che pure meriterebbero, per carità, no? Comunque sono città, come dice, questo lo dobbiamo ribadire, sia Tucidide che Aristotele dicono la Grecia antica, e si riferiscono quindi ad Atene, Sparta, la Grecia continentale. E gli abitanti vivevano catacomas, cioè sparsi per villaggi, non c'è la città nel senso urbanistico moderno del termine, sono comai, cioè villaggi, no? Le comai dove è nata la commedia è il canto del villaggio, come sapete, no? Come la tragedia del canto del capro, insomma, ma le comai sono il modo di abitare cataton archaion tropon, secondo il modo antico, dice Tucidide e dice anche Aristotele. Ma Tucidide dice una cosa in più che ci fa molto riflettere. Dice: attenzione, se uno paragona Atene a Sparta, deve dedurre che Atene era una città molto più potente di come di quanto si dica. Ma Atene, Tucidide è uno che ha visto il Partenone, ha visto l'Acropoli, ha visto l'Atene del V secolo al massimo del suo splendore, e quindi dice: se uno vede Atene immagina che è una città potente, sì, ma la sua potenza reale doveva essere ben superiore a quella alla quale credono in molti. Se uno invece vede Sparta, 4 baracche, deve dire: ma questa è Sparta, ma non ci credo proprio. Eppure attenti, che Sparta è una potenza anche superiore, perché possiede 2/5 del Peloponneso ed esercita il dominio su tutto il resto. Quindi qual è la cosa? Attenzione archeologi, non vi fidate delle apparenze,
no? Se uno dovesse giudicare Sparta sulla base dell'archeologia, veramente è ben misera cosa, no? E invece Atene è superiore a qualsiasi immaginazione, data la potenza dei suoi monumenti, lo splendore che essi emanano. E quindi a un certo punto questi greci poi, gli ateniesi no, non hanno fondato colonie, gli spartani sì, una ne hanno fatta e buona, cioè Taranto. Tutti gli altri, soprattutto gli Eubei, come vediamo, i Corinzi, hanno fondato. Ci spostiamo in Occidente, vedete? Qui vi faccio vedere grosso modo le città più importanti, naturalmente è una sinossi che mette insieme anche cose più recenti come Tindari, oppure Solunto, Palermo, Segesta, che sono città puniche, oppure Taormina, che è una città ellenistica, Tindari, però ci sono quelle più antiche che sono appunto Cumma Pitecus, Sibari, Crotone, Caulonia, Locri, Reggio, Catania, Megara Iblea, Siracusa, insomma, qua ogni città ha da insegnare delle cose. Vediamo la città meglio scavata e più conosciuta, è tutto il Mediterraneo, la città greca, è Megara Iblea. Megara Iblea sta qui, vedete, è un po' a nord di Siracusa, ed è scavata dalla scuola francese di Roma, dalla fine degli anni 40, e hanno fatto delle cose meravigliose. Vedete che cominciamo a vedere una forma diversa di città, cioè quartieri organizzati con delle strade, poi a un certo punto c'è un cambio di orientamento, e da qui a qui, e al centro c'è uno spazio vuoto che è lasciato vuoto sin dall'origine, in cui Georges Vallée e François Villard hanno riconosciuto l'agorà di Megara Iblea, che è una fonte straordinaria di informazioni su come funziona una città dal 700 a.C. Ecco, di recente Megara, secondo la tradizione, è stata fondata nel 730-20, però i primi 20 anni è un po' evanescente dal punto di vista materiale. Dal 700 in poi, grazie ai lavori soprattutto di un indimenticabile amico che è scomparso qualche mese fa, Henri Tresini, che ha veramente prodotto dei lavori eccezionali nella restituzione del processo di lottizzazione della città, che sono veramente... Però è Michel Gras, che è nostro caro amico, che insieme a Tresini ha valorizzato, dopo i grandi studi di Vallée, Villard, Robertson, eccetera. Quando, sin dai tempi di Georges Vallée, la Lagna Maggiore, apro una piccola parentesi, ecco la città, vedete, è un plateau poco elevato sul mare, no? con le strade e i quartieri organizzati secondo un sistema di ortogonalità che ancora non è quello che conosceremo nei secoli successivi. Ma la cosa che faccio vedere è questa. Ecco, Megara Iblea sta qui in mezzo, e non si sono mai stancati gli amici francesi di sottolineare l'amenità del luogo, che sta sul Golfo di Augusta, accanto alle ciminiere del petrolchimico, sono tutte che sputano veleno, quasi come un po' meno dell'Ilva di Taranto, un po' meno, ma comunque altrettanto devastanti dal punto di vista della salute e soprattutto dell'estetica. La città antica sta a poca distanza da questi luoghi. Ecco, vedete, vi avevo detto che mostrato quella pianta di Oropos dove c'era la capanna con il deposito delle derrate, con lo spazio siderurgico, dove lavoravano i metallo, no? Il bronzo, non siderurgico, sono bronzieri. Questo è un quartiere di Pitecussa che si chiama, in una contrada che si chiama Mazzola, che è stata scavata da Giorgio Buchner già una cinquantina d'anni fa, ormai purtroppo gli anni passano, che ha la stessa
organizzazione in cui si vede la convivenza degli aspetti abitativi con quelli lavorativi, no? Dei metallurgi che lavorano il metallo. E questa è la città che i fondatori che venivano dall'Eubea hanno chiamato Pitekussai. Pitekussai, cioè l'isola delle scimmie, l'isola dei Pitechi. Luca Cerchiai, in un articolo geniale di qualche anno fa, ha dimostrato che è una denominazione che serve a dire era uno spazio selvaggio, ci abitavano le scimmie, magari c'erano gli indigeni, ma la presenza di indigeni o di animali selvatici equivale a Eremos Cora, cioè a un territorio deserto di cui i greci rivendicano la proprietà e quindi la vanno ad occupare. E questa Pitekussai è oggi Ischia, naturalmente. Poi questi eubei si trasferiscono subito dopo Pitekussai e Cuma, che sta sul continente di fronte, fondano Nasso in Sicilia. Anche questa è una città ben conosciuta, che le fonti giustamente, e questo è provato, segnalano come la più antica città greca della Sicilia, mentre Pitekussai e Cuma sono le più antiche città greche in assoluto tra l'Italia e Sicilia messe insieme. Nasso è un poco più recente e anche questi sono calcidesi, cioè vengono dall'Eubea e hanno impiantato una città con un santuario di Apollo che si chiama Archegheta, cioè il santuario di colui che ha guidato la colonizzazione e che è riconosciuto, la cui antichità è riconosciuta da tutti. A breve distanza da Megareblea c'è Siracusa, città stupenda, sotto tutti i profili, una delle più belle città del Mediterraneo, che anche questa ha una storia molto interessante, perché c'è l'isola di Ortigia, in cui veniva ubicata la fonte Aretusa, secondo il mito, che era stata inseguita e poi spunta nell'isola, e che è stata scavata, chiaramente non è stata scavata molto perché c'è la città moderna sopra, ma è sicuramente il nucleo più antico. Quindi i coloni che venivano da Corinto, questa è l'unica colonia di Corinto, sono arrivati nell'ultimo quarto dell'VIII secolo e si sono impiantati qui con i due santuari, vedete, Apollo e Artemide e Atena, Atena e l'isola si chiama Ortigia. Poi quando la città si è espansa è andata ad occupare il continente no, perché siamo sempre in un'isola, la terra di fronte, no? E anche qui è straordinario perché abbiamo i quartieri costruiti nell'età classica, prima l'età arcaica, acradina, e poi la Neapolis di età classica, ma è molto interessante vedere come l'archeologia in questo caso, e non potrebbe essere diversamente, a parte qualche fonte, dimostra come quando i coloni abitavano solo su Ortigia, seppellivano qui. Quando la città si ingrandisce, le sepolture vengono spostate più avanti. Vedremo adesso Taranto fra un po', che ha una storia identica, a parte delle analogie anche geografiche tra le due città che sono interessanti, ma che anche lì il problema è lo stesso. Eccola una veduta di Ortigia e con i suoi porti, con tutta una serie di cose. Ecco, Taranto vi dicevo. E anche qui la città vanta origini laconiche, cioè spartane, una complessa vicenda mitistorica che tralascio, ma anche qui questa è la punta che corrisponde alla città vecchia, è la punta di un promontorio che adesso è diventato isola da quando, in seguito a vari interventi a partire dagli aragonesi fino alla Marina Militare Italiana alla fine dell'Ottocento, è stato tagliato questo istmo e adesso le navi passano dal mare, come lo chiama Polibio, lo chiama
mare esterno e mare interno. Noi lo chiamiamo mare grande e mare piccolo. Dal mare esterno al mare interno si passa oggi con le navi. Nell'antichità invece l'unico passaggio era la bocca del porto, come la chiama Strabone, che era questa, e quindi questo istmo è stato utilizzato durante la guerra con Annibale per passare le navi da una parte all'altra, ma perché l'istmo era basso, ma con i carri tirati dai buoi, non è che il taglio dell'istmo è stato fatto poi dopo. E anche qui la punta del promontorio è la città arcaica, e qui c'era la grande necropoli, cioè la città del VII secolo, VII-VI, abitava su questa punta e utilizzava questo spazio come tombe, no? Via Nitti, via d'Aquino, adesso lo dico perché sono tarantino, faccio un po' vedere che so pure queste cose, no? E quando poi nel V secolo Taranto ha subito un fenomeno di ingrandimento pazzesco, chiaramente la città che aveva un circuito di 2 chilometri e occupava una ventina di ettari, è diventato di 500 ettari, e hanno costruito verso oriente con una cinta muraria che si sviluppa per una decina di chilometri, adesso non ricordo esattamente, 10-11 chilometri. Insomma. Questa è, ecco, qua si vede, adesso l'istmo è tagliato, vedete, e ci passano le navi da guerra moderne, invece allora era attaccato alla terraferma e si passava solo dalla bocca del porto, era questa. Poi soffermiamoci su qualche città invece di cui conosciamo, grazie allo scavo, la forma. Questa è Selinunte, sulla costa meridionale della Sicilia, vedete la pera, come la chiamiamo, perché le mura di cinta che sono di età tardoclassica, classica, tardoclassica, che circondano l'acropoli, danno questa forma, no? Con questa grandiosa organizzazione dello spazio. Ecco, adesso questa è la pianta di Dieter Mertens, che ha ampiamente scavato con francesi, tedeschi, adesso ci sono i colleghi italiani che scavano anche qui. Che cosa vediamo? Selinunte appartiene a quelle città che sono state fondate da greci che già erano in Italia, no? Mentre Taranto, Corinto, Siracusa da Corinto, Taranto da Sparta, Nasso erano calcidesi. A un certo punto, a partire dalla fine del VII secolo, vediamo un movimento coloniale interno di spostamenti che sono interessanti per la storia sociale, economica, per le relazioni con il mondo indigeno, una marea di argomenti che sono fondate da greci che stanno già in Italia. Ecco, Selinunte è colonia di Megara Iblea. Megara è la città che abbiamo visto in mezzo alle ciminiere del Golfo di Augusta. I megaresi dal Golfo di Augusta, nel nord di Siracusa, si sono trasferiti qui e hanno fondato una città che naturalmente ha avuto a che fare con il milieu punico cartaginese che occupava la Sicilia occidentale e infatti sarà un bel giorno distrutta dai cartaginesi. Ma vediamo questa grandiosa organizzazione con questi impianti che diventano da questo momento, dalla fine del VII, diventano noiosamente ripetitivi, che noi chiamiamo per strigas, cioè a strisce. I tedeschi dicono Streifenstädte, no? Città a strisce. Per strigas è un'espressione che usano i romani per la divisione dello spazio agrario, no? E allora sono impianti per strigas che si diffondono rapidamente in tutto l'Occidente greco, diventano la forma tipica. Naturalmente c'è da discutere, c'è una corrente che fa capo a dei colleghi, in gran parte architetti, comunque soprattutto due tedeschi, che sono Wilhelm Epstein e Ernst Ludwig Schwandner, i quali hanno pensato di poter tradurre la forma urbana in un sistema politico,
E quindi la divisione di questi spazi con tanta regolarità sarebbe democrazia, e che è un'interpretazione completamente sbagliata, perché semmai è il contrario, perché è una forma urbana che si sclerotizza, no? Con tanti lotti uguali, ma di una classe di uguali che è quella che dirige, non è democrazia nel senso che Pericle dà alla parola quando fa il celebre discorso nel primo anno della guerra del Peloponneso. Quindi sono impianti la cui natura è catastale, ma non è politica egalitaria. Questo appartiene alle nostre convinzioni anche più recenti. E uno di questi esempi è Napoli. Vedete, Napoli ha una vicenda molto, molto interessante, perché dapprima nasce come un piccolo borgo marinaro che si chiama Partenope, che è fondato da Cuma, perché siamo nel territorio di Cuma. Poi a un certo punto, con l'evolversi della situazione, viene fondata una nuova città, anche con l'apporto di coloni venuti da Calcide, perché sono calcidesi, come sono eubei anche loro, vengono da Calcide, ma arrivano anche da Atene e arrivano anche da Ischia, come dice Strabone, e quindi fondano una città che perciò si chiama Neapolis, cioè città nuova, un nome banalissimo che è portato da decine di città antiche nel Mediterraneo, per non parlare di quelle moderne, Civitanova, no? Eccetera. Ecco, Napoli è fatta anche per Strigas, la ricostruzione alla quale mi sono dedicato in età giovanile, ormai ahimè molti anni fa, che è basata su questi assi est-ovest e una serie di strade nord-sud che creano una griglia che adesso sappiamo che con gli scavi recenti, soprattutto quelli diretti dalla collega Giampaola della sovrintendenza di Napoli, si possano datare alla fine del VI secolo a.C. e quindi ancora siamo. E poi veniamo ai capolavori degli impianti urbanistici occidentali, cioè Metaponto, vedete, che è stata scavata da Mesteano, da Antonio De Siena, da Dieter Mertens, della quale conosciamo soprattutto l'agorà e il santuario. Questi sono stati scavati integralmente, invece conosciamo meno gli isolati di abitazione. E questo è che sta compresa tra il Bradano, no? E il Basento, che è una città straordinaria per quanto riguarda la conoscenza, anche perché poi a partire dal fine terzo, secondo secolo è stata abbandonata e si è ristretta a un piccolo abitato romano che si chiama castrum, ma è un'espressione che viene presa da Livio su cui non sono tutti d'accordo, ma comunque a prescindere dalla funzione di questo abitato, se era un castro, quello che è sicuro è che la vita continua fino al Medioevo solo in questo spazio, tutto questo spazio è abbandonato. Che vuol dire? Vuol dire che questo è ben godi per gli archeologi, perché non devono scavare quintali di strati di case medievali o di età tarda, non perché non siano importanti, non voglio offendere nessuno, ma perché la conoscenza della città arcaico-classica è resa più credibile, perché non alterata da queste sovrapposizioni. Quello che invece succede a Poseidonia. Poseidonia, anche Metaponto, sono città fondate dai Sibariti, cioè appartengono a quelle città fondate da greci che erano già in Italia, no? E allora Poseidonia, quella che vediamo è la pianta generale, anche qui ci sono una serie di cose che si sono sovrapposte. Ecco, la prima è, che vediamo qui, è l'Agorà, il santuario di Atena e il santuario meridionale, sono i due, un enorme spazio pubblico che da nord a sud occupa 25 ettari, insomma un quinto della città antica, che è quella nella quale abbiamo scavato di più in anni recenti, mentre compreso poi gli scavi che ha diretto
Angela Pontrandolfo con Marina Cipriani a Porta Sirena, quelle di Agnes Louret, Dino Teodoresco a Porta Marina, che hanno dato nuova materia per la conoscenza soprattutto dei santuari che sono situati presso le porte, e la grande agorà con che abbiamo visto. Che cosa c'è da segnalare in questa? Vabbè, a parte che c'è un elemento che dobbiamo citare. Scusate, bevo un goccio d'acqua, ma ditemi se devo accorciare o Beppe, sto sforando. No, vai tranquillo. Non so quanto tu abbia previsto. No, ancora una decina di minuti, ma non vi voglio. Benissimo. Allora, dicevo, la moneta. Chiaramente la moneta, come sapete, nasce nel VII secolo, soprattutto in Asia Minore, a Efeso. In Occidente nella seconda metà del VI secolo a.C. Qui per local patriottismo, visto che mi trovo a Pestum, faccio vedere la moneta di Poseidonia, che è molto interessante perché innanzitutto ci sono due cose: la leggenda POS, vedete, questo è un san, non è un mi, quindi POS, che è l'abbreviazione di Poseidonia. In secondo luogo c'è Poseidone col tridente, non è che è uno. Perché? Perché è un simbolo parlante. Dato che gli antichi erano prevalentemente analfabeti, è chiaro che la identificazione del tipo monetale viene favorita, l'identificazione della moneta viene favorita dall'episemon, dall'immagine che c'è. Poi vedete che sono monete, le prime monete della Magna Grecia sono incuse, cioè da un lato la moneta è l'immagine a rilievo, dall'altro è incavata e viene fatta con due coni, il conio di martello e il conio di incudine, e uno è negativo e l'altro è positivo, quindi viene battuta la moneta. Non è lo stesso conio, sicuramente, sono due coni diversi, e questa è la moneta dominante nel VI secolo a.C. Vabbè, in Magna Grecia ci sono monete di Poseidone, Crotone, Metaponto. Altro elemento che compare in un momento di trasformazione, perché è chiaro che fino alla metà del VI secolo queste operazioni, queste transazioni non si fanno con la moneta, e quando compare la moneta non è che la moneta nasca per comprare il prezzemolo al mercato. Sicuramente, come ha dimostrato Nicola Parise, le monete arcaiche sono monete relative al funzionamento delle istituzioni cittadine, no? Il pagamento dei mercenari, il pagamento degli architetti che costruiscono i templi, tutta una serie di funzioni statuali. Non è. Poi per arrivare alla diffusione della moneta spicciola non bisogna aspettare molto, perché a quanto pare poi le frazioni cominciano ben prima, quindi nasce tutta un'economia che viene accompagnata dalla moneta e dallo sviluppo delle sue funzioni. Altro elemento che dobbiamo segnalare, anche perché poi questo sta nell'agorà, lo faccio vedere, nell'agorà di Poseidonia, eccolo qui, sta esattamente dove metto la freccia. Poi guardate questo cerchio, poi vediamo che cos'è. Un elemento fondamentale è il culto del padre della patria, dell'eroe fondatore. Io lo chiamo padre della patria per rendere comprensibile il concetto che è quello che i greci usano, è eros ktistes, cioè l'eroe fondatore. E Erodoto, in un celebre passo, parla di Milziade il Vecchio, dice che a Milziade, non quello che ha vinto a Maratona, il suo antenato, venivano resi degli onori dopo la morte pari a quelle che si decretano ai fondatori secondo un nomos ellenico. Cioè, per i greci avere un culto del fondatore è, cioè avere un cenotafio in cui è ricordato Garibaldi o Mazzini, tanto per ridere, cioè
è la identità politica che viene assegnata al personaggio a cui si attribuisce la funzione di aver fondato la città. E allora vediamo adesso qual è la differenza tra le città greche e le città dell'Occidente. Nelle città greche, dico Atene, Sparta, Argo, Megara, Corinto, vediamo comparire dei fondatori, ma sono personaggi del mito, perché hanno dovuto ripescarli dal patrimonio mitico, non sono personaggi vissuti in carne ed ossa. No? Tant'è vero che, faccio l'esempio più eclatante, a un certo punto ad Atene si sviluppa un altro capitolo di quello che Davide Asceri, un celebre collega scomparso dell'Università di Tel Aviv, ha definito la politica delle ossa, cioè c'è una lotta politica tra le fazioni che si traduce anche nell'appropriazione della tomba dell'eroe che ha fondato la città. Allora Cimone, figlio di Milziade, un bel giorno decide che deve andare a Sciro, che è un'isola dell'Egeo, per recuperare le ossa di Teseo, che secondo il mito era morto lì. Allora Plutarco lo descrive, lui parte, va lì, vanno a scavare una necropoli, trovano un morto enorme con una enorme spada e lo incartano e lo portano ad Atene e dice: vi ho riportato in patria le ossa dell'eroe che ha fondato Atene e che per disgrazia per una serie è morto all'estero, invece deve stare a casa, no? E quindi vanno un po' alla ricerca di questi personaggi del mito. Invece in Occidente, e basta vedere, in Occidente non abbiamo personaggi del mito. Quando abbiamo i nomi, sono nomi sono antroponimi comunissimi, no? Ad esempio, il fondatore di Sibre si chiama Ois, che vuol dire pecoro, secondo una lettura che io condivido, anche perché è un nome compatibile con l'onomastica greca, e poi altri, si chiama Antifemo, per esempio il fondatore di Gela, insieme a Entimo, e poi, voglio dire, sono riapparsi in alcune dediche su vasi. Quello di Antifemo, la più eclatante, Antifemo di Rodi, è il fondatore di Gela. Paolo Orsi trovò più di 100 anni fa un vaso con la dedica ad Antifemo, quindi Antifemo non è un nome, non è Teseo oppure Achille oppure Menelao, no? È un nome di un comune mortale, e quindi abbiamo la prova dell'esistenza reale di questi personaggi a cui vengono destinate dei culti. Ora, nella Collana di Poseidonia c'è questo edificio che è stato scavato negli anni 50, è variamente entrato. A me, io sono uno strenuo difensore, sono stato il primo, vabbè, c'è stata prima la signora Zancani che lo ha identificato come il cenotafio, perché cenotafio, che vuol dire tomba vuota, il cenotafio l'ha identificato con il cenotafio del fondatore di Sibari, che è la madrepatria di Poseidonia. Io invece sostengo che è il cenotafio del fondatore di Poseidonia, no? Della madrepatria. A me è un discorso un po' complesso che non posso riassumere in poche parole, ma comunque è un edificio della fine del VI secolo, dentro il quale c'erano dei vasi pieni di miele, c'era un vaso attico con l'apoteosi di Eracle, quindi l'apoteosis, cioè la divinizzazione di Eracle, un eroe per eccellenza, e quindi e poi la posizione in mezzo all'agorà, quindi è un culto, sicuramente è un edificio di culto, ma di un culto politico, visto che sta nello spazio che è l'agorà di Poseidonia. E anche questo è un altro elemento che va tenuto presente quando scaviamo le città greche. L'altro poi e questo è tutto il mio vanto, che l'ho scavato io con le mie manine negli anni 70, 77, 78. Ecco, non posso dimenticare che lo scavo è finito il 9 maggio del 78, quando
è stato trovato il cadavere di Aldo Moro e noi stavamo chiudendo la campagna di scavo e dalla strada è arrivato il grido di un nostro operaio che ha detto in dialetto locale: Guagliulo, vada mano, hanno trovato a Moro. Ragazzi, smettete di lavorare, è stato trovato il cadavere di Moro. Comunque, a parte questa annotazione così di carattere personale, vi chiedo scusa, l'edificio è un edificio del V secolo ed è palesemente un edificio assembleare. E allora, altra funzione che compare sono gli ecclesiasteria. Gli ecclesiasteria sono edifici nei quali si riunisce l'ecclesia. Ora, l'ecclesia è una bellissima parola greca che vuol dire assemblea, perché quando è nata, come dice Apollodoro di Atene, è nata quando la parola agorà è passata da assemblea a indicare il mercato, ne hanno dovuto inventare un'altra, ecclesia, per coprire il significato di assemblea. E quindi l'ecclesia adesso nella città classica è l'assemblea e l'ecclesiasterion è il luogo in cui si riunisce l'assemblea. E l'ecclesiasterion sta nell'agorà, che non è più assemblea, l'agorà è la piazza ormai, no? E l'ecclesia è una parola destinata a un grande successo perché poi passa al latino ecclesia e all'italiano chiesa. La chiesa è un'assemblea di fedeli e la parola chiesa deriva da ecclesia, che deriva da ecclesia. E ecclesiasterion è il luogo in cui si riunisce. E a questo punto edifici di questo tipo ne abbiamo ben 3, ma sono tipicamente per ora occidentali. C'è quello di Poseidonia, che è il più piccolo dei 3 che vi mostro. Poi c'è quello di Metaponto, vedete, che è enorme, che può contenere 8.000 spettatori con un diametro di 62 metri. Poi a un certo punto, vedete, nel IV secolo viene soppiantato dal teatro, ma i teatri greci sono anche ecclesiasteria, non sono solo luoghi di spettacolo, sono in molta parte del mondo greco. Ad Atene, a un certo punto, l'assemblea ateniese, a partire dalla fine dal IV secolo, si riunisce nel teatro, lo sappiamo dalle fonti. Cioè il teatro si presta ad ospitare l'assemblea politica che deve discutere la pace, la guerra, eleggere magistrati, eccetera. E quindi a Metaponto addirittura fanno fuori un ecclesiasterion circolare per fare un teatro che si sovrappone e ne eredita le funzioni, oltre ad avere la scena, e quindi se c'è la scena vuol dire che funziona anche come teatro per spettacoli. Questo lo dedico all'amico Beppe Lepore e l'ecclesiasterion che lui ben conosce di Agrigento. Anche qui il diametro è credo 45 metri, può contenere 4.000 persone, è più grande di quello di Paestum, ma più piccolo di quello di Metaponto, e io credo che sia di V secolo, anche se anche la cronologia che è stata proposta dallo scavatore Ernesto, dall'amico Ernesto De Miro, è un po' più tarda, ma comunque non la riprendiamo un'altra volta. E ancora un altro elemento tipico sono i cosiddetti santuari extraurbani. Qui vedete, siamo a Crotone, a Capo Lacinio, c'è il santuario di Era, con una sola colonna, perciò si chiama capocolonna. Prima si chiamava capocolonne, perché le colonne erano 2, poi l'arcivescovo Lucifero di Crotone, nel 600, 600-700, non ricordo, si è preso le colonne e se le è portate per il Duomo di Crotone, ne è rimasta solo una, e quindi il sito si chiama Capocolonna, ma la colonna appartiene a un edificio templare del V secolo che è dedicato ad Era, e tutto il santuario è un eraion, è un santuario di Era, e sta a 12 km da Crotone, quindi è un santuario fuori le mura. Allora a un certo punto questo santuario è stato messo in rapporto con questo di Metaponto, che pure è un eraion, come quello di Crotone, eccolo qui, ed è il tempio che è noto col nome di Tavole Palatine, che sta sulle rive del Bradano, al confine di Metaponto andando verso Taranto, e poi abbiamo
il fiume Sele, vedete, il fiume Sele che fa da limite del territorio di Posidonia, eccolo qui, sta a 9 chilometri di distanza. Anche questo è un santuario di Era, e quindi sono santuari di Era che però non bisogna accomunare, perché ognuno ha la sua specificità. La cosa che ha sempre impressionato è la dedica di Era e la posizione fuori città e in zone liminari, come se fossero già. George Valley fu il primo a parlare di santuari di confine, no? Naturalmente questa espressione va precisata meglio, eccetera, però per molti versi funziona, perché quando noi varchiamo il Sele, qui sono gli Etruschi, e lo sappiamo dalle fonti, dalla lingua, dalle iscrizioni. Qui non si parla il greco si parla fin qui. Varcato lì c'è l'Arenosola, c'è Ponte Cagnano, si parla, sono popolazioni etruscofone. Poi dobbiamo vedere se etruscofono corrisponde a etrusco, probabilmente sì, ma questo è un altro problema. Questo è il grande santuario di Era che fu scavato da Paola Zancani e Umberto Zanotti negli anni 30. Non solo, ma siccome erano ricchi, hanno comprato tutto il santuario, e infatti tutto il santuario è una delle proprietà più grandi che lo Stato possegga a Posidonia, mezza città, anzi 3/4 della città è privata, il santuario è tutto dello Stato, perché la Zancani, che era una signora molto ricca, l'ha potuto comprare. E quindi torno un attimo a Metaponto per farvi vedere la città, ecco la città, il santuario che sta lungo le rive del Bradano, più o meno qui. Perché? Perché visto che la scuola si deve occupare di città e territorio, dobbiamo necessariamente fare un piccolo cenno al problema della chora. La chora è la parola con cui i greci indicano il territorio, e teniamo presente che la parola polis, no, la parola polis indica sia l'abitato sia lo stato, diciamo, cioè l'insieme della città col territorio. Città e territorio sono due entità inscindibili. Non può esistere una città senza un territorio, perché il territorio è il laboratorio da cui la città trae il sostantamento basilare e anche le eccedenze, come nel caso di Metaponto. Metaponto è una città ricca per l'agricoltura, talmente ricca che dicono le fonti che hanno realizzato una spiga d'orzo d'oro e l'hanno mandata a Delfi come omaggio, no? E quindi è l'economia agraria che è la base della sopravvivenza di una città antica. Metaponto è particolarmente favorita perché già quando subito dopo la guerra cominciò lo studio delle foto aeree, e vennero fuori tutti questi puntini, vedete, tutti questi puntini. Adamestiano, che era il sovrintendente dell'epoca, ne ha contati 2000. Ognuno di questi punti è una fattoria, quindi è la cora agraria di una città greca, la più ricca, la meglio conosciuta del mondo, direi. E negli ultimi anni, cioè negli ultimi 40 anni, è stata oggetto di alcune ricerche esemplari da parte di un carissimo amico che si chiama Joe Carter, cugino del Presidente della Repubblica, che ha lavorato per 40 anni e ha pubblicato delle cose notevolissime che sono la base per la conoscenza di queste fattorie, delle necropoli, tutto un lavoro enorme che merita di essere ricordato. E finisco con la città classica. Allora, uno dei prototipi della città classica, della città del V secolo, io mi fermo al V secolo, è Mileto. Mileto che sta in Turchia oggi, no? Nell'attuale Turchia, sulle coste della Ionia, è stata scavata dai tedeschi e continuano a scavarla, ed hanno dato una serie di informazioni grandiose, no? Non mi soffermo, se non per dire che a Mileto è nato Ippodamo di Mileto,
che è il più grande architetto urbanista della storia antica, greca antica, a cui vengono attribuite una serie di cose. Soprattutto Aristotele ci dice che lui ha scritto un libro che si chiama Periaristes Politeias, sulla migliore Costituzione. È un libro di politologia, un libro di un architetto che si occupa di Costituzione, no? Che discute di tribunali, di politica, di elezioni, proprio una specie di manuale costituzionale di una città ideale, perché lui era di Mileto e quando si è trasferito a Sibari, ad Atene, chiaramente non viveva la pienezza dei suoi diritti, perché come sapete per essere cittadino ad Atene devi essere figlio di padre e madre ateniese, dopo la legge del 451 che Pericle inserì anche la matrilinearità. Per essere cittadino pleno iure devi essere, pensate che Temistocle per esempio era figlio di padre ateniese ma di madre non ateniese, quindi era un notos, un bastardino, no? Infatti era devoto a Eracle che era il capo dei bastardi perché aveva avuto un padre divino, Zeus, e una madre mortale, Alcmene. E quindi Ippodamo ad Atene si è fatto apprezzare per la sua speculazione filosofica, ma ad Atene in quel periodo c'era Protagora che era di Abdera, c'era altri personaggi che venivano da fuori, no? Erodoto era di Alicarnasso, non erano ateniesi, ma emergevano perché erano intellettuali di alto livello. A un certo punto, io credo nell'età di Pericle, lo posso anche dimostrare, ma non è il caso, nell'età di Pericle chiama Ippodamo e gli affida il compito di fare il Pireo. Questa è l'opera che unanimemente, da Aristotele in poi, tutte le fonti dicono che l'impianto urbanistico del Pireo è opera di Ippodamo di Mileto. Vedete, oggi questa è una terrificante visione moderna, ma dall'idea, perché abbiamo il Cantaros, che è il grande porto da cui partono le navi per andare nelle isole, no? Anche per le vacanze. Poi c'è Zea e Munichia, no? Con la collina di Munichia, Zea che è un porto pieno di barche, di yacht, che uno dice, ma quando vai a Zea dice, ma veramente la Grecia è una nazione in crisi, no? Tutta piena di barche costosissime. E chiaramente Ippodamo ha pianificato questo spazio, di cui conosciamo poco, conosciamo pochissimo, però qualche cosa si sa perché c'è la città moderna sopra, come bene, immaginate la convivenza tra antico e moderno è sempre molto problematica. Eccola qua ancora una veduta. Qui vedete Atene, no? Atene, la città con l'Acropoli, tutto il verde che sta intorno all'Acropoli, una cosa rarissima. E poi con le lunghe mura che non si vedono più, ma comunque che raggiungevano il Pireo e permettevano alla città di fruire del porto. A un certo punto Ippodamo emigra, io sono sicuro che è lui l'autore dell'impianto di Turi. Le fonti non sono esplicite, è un processo ermeneutico che consente di recuperare, e comunque la cosa per me più esplicita è l'impianto urbanistico, che è una cosa eccezionale. Turi è una città greca fondata da Pericle, che ha mandato dei coloni, tra cui Protagora, Erodoto, e probabilmente anche Ippodamo. Protagora ha scritto la Costituzione di Turi e Erodoto è andato lì come cittadino, perché essendo da Licarnasso ad Atene era un meteco e non aveva diritto di voto e non si poteva manco comprare un lotto di terra, viveva facendo conferenze, anche lui faceva conferenze, però non le faceva in Arabia, le faceva al pubblico ateniese, e allora è andato a Turi perché Pericle, come dire, gli ha fatto capire che andando a Turi come
cittadino aveva diritto alla cittadinanza e quindi al possesso della casa, della terra, eccetera. E anche Ippodamo che avrebbe disegnato l'impianto, che io ho avuto l'onore di esplorare negli ultimi 30 anni, con quali risultati non saprei, direbbe la celebre canzone, ma comunque credo che abbiamo riempito un dossier piuttosto ricco per immaginare che aveva questa forma. Eccola qua. No, questa era la forma con 3 grandi strade est-ovest e 4 grandi strade nord-sud, e poi a loro volta tra una strada nord-sud e l'altra c'erano delle strade minori più strette che crea questa griglia. Questa griglia è tutto questo vive anche del conforto della descrizione che Diodoro Siculo, che è uno storico siciliano vissuto nel I secolo a.C., leggendo fonti più antiche di lui, di 300-400 anni prima, stranamente nel raccontare come è nata questa città, ne descrive anche la forma, e la forma è esattamente questa, qual è quella che uno si aspetta scavandola. Perché è importante? Allora, quando noi scaviamo a Turi, sotto c'è Sibari. Questa è la grandezza di questo sito. Adesso faccio una piccola parentesi e poi chiudo. C'è Sibari, la città greca fondata nell'VIII secolo a.C., che è stata distrutta nel 510 dai Crotoniati, rasa al suolo. Per circa mezzo secolo era disabitata, finché Pericle, corrispondendo alla richiesta dei figli di quelli la cui città era stata distrutta, di Esuli, ha mandato dei coloni ateniesi e hanno fondato, solo che non l'hanno chiamata Sibari, l'hanno chiamata, dopo una serie di vicissitudini, l'hanno chiamata Turi, dal nome di una sorgente. E questa Turi poi, in età romana, dopo le guerre con Annibale, si chiamerà Copia. Eccola, e questo che vedete è il muro di cinta romano che descrive la città romana più piccola, quindi qui l'archeologia la fa da padrone perché è la fonte di una innumerevole quantità di informazioni, per esempio, su come una città greca diventa romana, come si trasforma, come anche a Poseidonia, che nell'Agorà viene impiantato il foro, quindi tutta una serie di informazioni di primo ordine. E qui abbiamo anche fatto le prospezioni geoelettriche che ci hanno permesso di riconoscere le strade, che questa è ancora, la dobbiamo ancora scavare, questa invece l'abbiamo scavata, e questa sì, quindi diciamo la pianta è quasi completa, poi nel frattempo le cose cambiano e vanno avanti con altri ritmi. E volevo solo citare en passant un'esperienza nell'isola di Lemno, abitata da non greci, che le fonti chiamano Tirreni o Pelasgi, che nel V secolo diventa un possedimento ateniese. E gli ateniesi, vedi, impiantano la città distruggendo completamente qualsiasi sopravvivenza della città precedente, ma ne fanno una città che sembra Neapolis, sembra Agrigento, sembra Poseidonia, sembra la Nasso posto di nome, cioè le città per strisce, no? Proprio che ormai addirittura una forma urbana inventata in Occidente, perché solo lì per la prima volta vediamo esportata, per cui dalla Magna Grecia parte un modello di città che gli ateniesi adottano per una loro conquista territoriale in un'epoca in cui ormai questa forma urbana si è sclerotizzata, è diventata, no, serve a dividere, a fare un catasto urbano, eccetera. Ultimo, e poi chiudo, questa bellezza, questa belluria dei secoli è Alessandria. Con Alessandria finisce la storia della città classica, a parte che la pianta della città è stata disegnata niente di meno che da Alessandro Magno in persona, perché lui aveva il suo architetto Dinocrate che aveva delle idee strane, lui ha convinto e ha partecipato proprio attivamente il sovrano, il giovane sovrano, alla descrizione, al piano urbanistico che doveva essere realizzato. No, vedete, con l'isola di Faro,
famosa perché a causa della torre luminosa che da allora si chiama Faro, ma che non vuol dire faro, è il nome dell'isola su cui c'era la torre che poi ha dato il nome al faro che noi utilizziamo, con l'Epta Stadio, c'è questa strada che connette la città, e poi il grande impianto. Però con Alessandria comincia un'altra storia della città classica. La forma esteriore è quella della città classica, ma i contenuti no, perché ci sono i grandi quartieri reali, no? La biblioteca, i grandi quartieri. Quindi è la città di una espressione della sovranità ellenistica che si affermerà poi nei secoli successivi, è dovuta alle conquiste di Alessandro e alla diffusione del sapere greco in tutto il mondo, al punto che poi nel palazzo c'era un quartiere, c'era un angolo del palazzo che era il Soma, dove c'era il corpo di Alessandro Magno, che nella lotta tra i diadochi per chi doveva avere il corpo del re, che anche lì era importante avere le ossa del re per legittimarsi come erede, vinse Tolomeo, figlio di Lago, che inaugurò la dinastia Lagide, no? Dalla fine del IV secolo, quella dinastia che si concluderà con Cleopatra, e quindi comincia tutta un'altra storia. Vi ringrazio, scusate forse la lunghezza, ma è anche il carattere così desultorio della comunicazione. No, assolutamente. Guarda, Emanuele, noi dobbiamo ringraziare te perché insomma hai fatto un quadro assolutamente esaustivo, insomma, della forma della città, della Cora. Dunque, diciamo che abbiamo gettato le basi per questa scuola sulla città e il territorio, abbiamo creato una solida base su cui incominciare a costruire. Hai dato, insomma, il passato adesso incomincia a essere un po' più chiaro. Io sono molto, se possiamo abusare ancora della tua gentilezza, io chiederei se qualcuno vuole approfittare, insomma, per qualche domanda. Possiamo eliminare la condivisione, così almeno ci vediamo. Se elimini la condivisione riusciamo a vederci. Ecco. Voi mi vedete? Ora no, devi accendere la videocamera. Hai eliminato la condivisione, però ti direi che... Eccomi. Ecco qui, bene, così, ecco, molto bene, così riusciamo a vederci. Non so se tra i più giovani, ma anche insomma i ricercatori o chi vuole... Scusa, solo un secondo, devo rispondere. Prego, prego. Ciao, Intanto, nel frattempo chiedo, ciao, insomma, sto se ci facendo una sono... conferenza da remoto ai colleghi di Bologna. Ti posso chiamare io fra una mezz'oretta? Se c'è qualcuno che vuole chiedere qualche approfondimento, insomma, qualche curiosità. Vedi, Lupus in Fabula mi ha chiamato il direttore del Parco di Sibari. Scusate, no, dovevo rispondere, non potevo fare a me. Vabbè. No, beh, insomma, al direttore del Parco di Sibari bisogna rispondere, certo. Quelli sibariti sono... Pensa che una volta ho fatto un seminario a Parigi e alla fine ho detto vi do la bibliografia, e tra la bibliografia c'era il Depliant che pubblicizza un celebre ristorante a Raspail vicino alla Maison des Saint-Salom che si chiama Le Sybarite. Il Sibarita ormai è entrato nell'immaginario collettivo come sinonimo di persona lussuriosa, dedita solo a mangiare, bere, lussurie varie e non lavorare. Anzi, come dicevano i totoniati, stancarsi nel vedere uno che lavora. Però devo dire che io lo chiedo sempre ai miei studenti quando appunto faccio Sibari, e da un po' di anni a questa parte l'aggettivo sibarita non ha per loro nessun significato. Quindi io lo faccio un po' apposta a chiedere, no? Anno dopo anno, se io vi dico sibariti, voi cosa pensate? Non si offendono. No, adesso siamo in una fase neutra, quindi non si sa più. Sì. E allora, vediamo un po'. Vedo che il collega Iannucci del nostro Dipartimento di Beni Culturali ha acceso il microfono. Sono certo che sta per fare una domanda particolarmente interessante.
Alessandro. Sì, me l'hai chiamato, ero un po' incerto, ma, va bene, Ciao, dai. ciao. Ciao, ciao, sono molto contento di aver ascoltato il professor Greco e è stata una panoramica entusiasmante, insomma, è stato veramente un viaggio nel tempo e nello spazio, quindi come prima cosa lo ringrazio per questa straordinaria, come dire, manifestazione anche di amore nei confronti della polis greca. E faccio allora una domanda, e non la faccio su Mileto, che appunto è una cosa di cui abbiamo anche avuto modo di discutere, anche se soltanto via mail, io e il professor Greco, ma faccio una domanda che proprio mi si era accesa fin dall'inizio della- di questa, di questa conferenza. eh, Quando appunto il professor Greco Dai, come tu, dire, no, il professore, quando tu, quando tu quando hai, tu, certo, quando tu hai eh, chiarito come quell'espressione età oscura, dark age, quelle espressioni medioevo ellenico siano il frutto, come dire, di categorie positiviste che sostanzialmente sono superate e in effetti è un periodo d'oro, un periodo prezioso, una miniera di straordinaria possibilità, diciamo, di analisi e di informazione. Allora, io ti faccio una domanda, appunto, non da storico, cosa che non sono, e né da archeologo, appunto, cosa che magari mi piacerebbe anche essere, ma non sono mai stato, da filologo, no? Se c'è una cosa che lo studio, diciamo, del testo omerico ha in qualche modo chiarito proprio negli ultimi 20-30 anni, è proprio la- l'abbattimento di questa barriera tra l'età micenea, l'età appunto della scrittura sillabica che ci hai fatto vedere, rispetto all'età arcaica, all'arcaismo, quel periodo, come dire, della Rinascenza dopo l'età oscura. Cioè gli elementi di continuità di natura, come dire, culturale, di natura sociale, ideologica, no? Sono la memoria orale e quindi l'idea proprio della tradizione orale ha consentito, come dire, di mettere insieme queste epoche come se non ci fosse alcuna soluzione di continuità. Tant'è che, appunto, con espressione di natura archeologica, il testo omerico, l'Iliade e l'Odissea, ma anche il testo Isiadei, sono sostanzialmente visti e studiati come un repertorio stratigrafico, no? Dove si possono andare a vedere elementi di diverse epoche, di diversi periodi. Ecco, eh, io questo l'hai anche chiarito, insomma, poi proseguendo nel corso della conferenza. C'è una discontinuità, ci sono tra il mondo, come dire, del bronzo e il mondo del ferro, ci sono delle discontinuità forti con modifiche proprio dell'assetto urbano, è una concezione diversa, ecco, dal punto di vista non so dire se dal punto di vista urbanistico o proprio della concezione proprio dello spazio, no? E questa diversa concezione dello spazio arriva poi alla straordinaria progettazione di Podamo a cui tu hai dedicato un'importante monografia. Ecco, la domanda, ho fatto come dire una cosa lunghissima, ma la domanda è molto semplice in realtà, è molto più breve. Ma dal punto di vista archeologico, possibile che non ci sia nessuna traccia di continuità tra gli abitati di età micenea rispetto a tradizioni successive? Cioè quella stratigrafia che noi filologi ritroviamo nel testo omerico, eh, voi l'avete trovata questa qualche elemento, diciamo, di continuità di più rispetto a quanto magari si diceva o si scriveva 20 anni, 30 anni fa? direi che la cosa che manca, l'ho anche detto prima, è la conoscenza degli abitati. Gli abitati sono difficili perché gli abitati del Dark Age, dell'età del ferro, sono capanne, sono fragili, sono piccoli, piccola cosa. E la conoscenza migliore l'abbiamo dalle necropoli perché quelle, per quante distruzioni si possono avere, una volta che c'è la tomba si recupera, quindi non. Quello che è sicuro è che i palazzi scompaiono, e compare un nuovo modo di abitare. Ora,
il modo di abitare che viene utilizzato, perché sai che c'è questa discussione sulla colonizzazione tra gli inglesi che dicono che la colonizzazione non esiste, non ha mai avuto luogo, è un'invenzione moderna. Certo, non deve dire a noi che colere in greco, in latino vuol dire coltivare e colonia viene da colere e che la colonia è l'espressione della colonizzazione romana. I greci dicevano apoikismos, apoichia, cioè privilegiavano il distaccamento da casa. Però il punto di cosa è il sesto libro dell'Odissea, quando Omero racconta come è fatta Scherie, no? E Scherie è stata indicata dai i difensori della colonizzazione greca come storicamente avvenuta come l'archetipo della poichia occidentale, cioè chi ha scritto quei versi era al corrente di quello che avevano fatto in Occidente. Chi invece gli inglesi dicono no, perché dalla fertile Iperea, no, come dice Omero, il nonno di Nausicaa, Nausito, ha portato via tutta la popolazione, hanno fatto una migrazione. Allora, però, quando si vede come è fatta Scherie nella descrizione omerica, abbiamo una vaga idea che però possiamo comporre come un puzzle prendendo un pezzo della città, non c'è un posto dove ci sia continuità. Atene stessa, noi abbiamo le necropoli dell'età geometrica, ma niente, assolutamente niente molto poco dell'età dell'abitato coevo, insomma. Ci sono tentativi recenti, anche abbastanza penibili, da parte di qualche giovane dottorando greco che hanno scritto delle tesi sulla topografia di Atene nel Dark Age, su cui stenderei un velo, a parte che ho scritto una recensione che uscirà nel Pelargos 2, che è la mia rivista, in cui ho messo in evidenza certi errori di metodo, ma comunque la continuità c'è, sicuramente che c'è, solo che le strutture cambiano, le strutture sociali, politiche, economiche. Io scherzando dico sempre, come dicevo ai miei studenti, che c'è una continuità biologica, perché sono greci quelli dell'età del bronzo, sono greci quelli dopo, non sono mamelucchi venuti da fuori, sono greci, solo che cambia la forma, cambia la struttura sociale, insomma. Poi mi inviti a nozze quando parli della tradizione orale, perché recentemente si sta sviluppando nella storiografia classica il discorso sulla memoria e quindi il recupero della oralità. È uscito un bellissimo libro di Giorgia Proietti, che è della scuola di Gian Giulio, che è l'Università di Trento, che sono i più attivi in questo tipo che appunto ha ripercorso tutte le storie di Erodoto per trovare l'alternativa ad Erodoto o i predecessori di Erodoto nella descrizione delle guerre persiane. E c'è la oralità, gli antropologi e gli storici che hanno delle radici antropologiche lo possono fare, utilizzando i grandi classici dell'antropologia della memoria come Vansiná, come Halbwachs, soprattutto Halbwachs, Maurice Halbwachs, che hanno lavorato sull'oralità presso le tribù africane. Allora si vede come la manipolazione della memoria, il recupero della memoria. Allora adesso andare a leggere Erodoto con questo tipo di approccio porta a delle scoperte eccezionali, veramente. Grazie Emanuele. No, mandami sempre i tuoi articoli che sono illuminanti. Volentieri. Allora, c'è qualche altra domanda, curiosità? Vedo che... Io avrei, se mi sentite, una domanda. Prego Roberto. Pronto? Sì? Mi sentite? Sì. Collega Roberto Pasini, sempre del nostro dipartimento. Prego Roberto. Sì, mi farebbe piacere ascoltare
qualche ulteriore considerazione in questa magnifica presentazione sul rapporto tra la città e il territorio, che è poi un tema che secondo me è centrale nel discorso sul territorio e sul paesaggio, sia dell'antichità come della contemporaneità. È un tema molto attuale. E quindi sì, vorrei stimolare qualche ulteriore considerazione su questo argomento. Grazie. Questo è un altro invito a nozze, però potrei parlare un 5-6 ore, cercherò di... No, perché me ne sono occupato solo per questo. Naturalmente me ne sono occupato prevalentemente per quanto riguarda l'Occidente, e quello che posso dire è che abbiamo, senza generalizzare, che purtroppo poi quando si parla in termini generali si rischia di generalizzare, poi sono realtà locali che cambiano, ma la cosa che sembra importante è che mentre nella Grecia prevale il villaggio come forma di occupazione, c'è il villaggio e poi c'è un centro politico che non è una metropoli, è un astiu, come si dice in greco. L'astio è la cittadella, la città in cui c'è il santuario poliadico e c'è la sede del potere politico, e poi c'è un territorio occupato per villaggi. Tanto è vero che gli ateniesi erano convinti che Teseo aveva fatto il sinecismo unificando i villaggi, no? E Tucidide precisa: attenti, è una unificazione politica, non urbanistica. Cioè ognuno è rimasto a casa sua. Vuol dire, di tanti pritanei ne ha fatto uno solo, nel senso che ad Atene aveva sede il potere politico che comandava tutta l'Attica, però ognuno stava a casa sua. Non sono... La conurbazione grande è avvenuta a guerra del Peloponneso, poi con Pireo, queste altre cose prime. In Occidente io ho utilizzato un'espressione: la città nasce già cinecizzata. Non ci sono, a parte qualche possibilità per Taranto, ovviamente un po' Sibari, insomma, conosciamo poco, ma le città fondate dai greci in Occidente nascono come agglomerati urbani, per cui devono occuparsi di risolvere i problemi dello spazio precocemente. Ecco perché abbiamo le forme urbanistiche prima in Occidente e poi in Oriente. La Cora è occupata in età arcaica, a mio avviso, prevalentemente, ma non esclusivamente, dal contadino pendolare. Non esistono insediamenti, gli insediamenti arcaici sono rarissimi, se non addirittura assenti. Questo significa dominanza della celericoltura, perché la coltivazione del grano non prevede la presenza fisica del contadino tutto l'anno, e quindi la pendolarità, oppure la presenza stagionale quando si deve piantare il grano per andare a raccogliere il grano. Questo è molto ben visibile in molti esempi. Questo quadro muta nell'età tardoclassica, dal V e IV secolo. Io l'ho visto a Posidonia perché me ne sono occupato, perché a quel momento c'è un'esplosione, ci sono centinaia di fattorie, di fattorie che vanno ad occupare la Cora, e tu lo vedi anche da un altro indizio, che accanto alla fattoria c'è la necropoli. Ora, per me, fenomenologo, per l'archeologo si occupa di fenomeni, cioè di apparenze. Se tu muori e vieni sepolto nel cimitero urbano è un conto, ma se vieni sepolto nella necropoli accanto al giardino della casa di campagna è un altro conto. Quindi noi registriamo nel IV secolo una dominanza della residenzialità nel territorio, che non può non essere connessa con la specializzazione delle culture, che, come ci ha insegnato Lucio Gambi, una geografia per la storia, l'albero vuole il contadino, presente tutto l'anno, no? La vite, l'olivo, gli alberi da frutta, non li puoi coltivare stando in città
andando una volta ogni morte di Papa, devi abitare in campagna, e quindi vediamo questa grande, ma questo lo dico per grandissime linee molto generiche, poi naturalmente vanno specificati i casi, le cose. Quindi. E poi, se avessi avuto tempo, vi avrei parlato delle tavole Eraclea, che sono il più importante monumento, sono 2 testi della fine del IV secolo, su 2 lastre di bronzo alte 1,80 m, che stanno nel Museo di Napoli, su cui sono registrati i contratti di fitto dei terreni di proprietà di 2 santuari, il santuario di Atena e il santuario di Dioniso. E il santuario di Dioniso sta a monte e produce soprattutto orzo, e infatti il fitto del contadino lo paga in orzo, una percentuale della parte, e questo orzo viene ammassato nel granaio pubblico, nel Demosios Rogos, che sta in città, che è dove viene ammassato e poi viene distribuito per calmierare il prezzo del mercato in caso di carestie, quindi come avviene un po' dovunque. Invece il santuario di Atene è stata la città e il mare, cioè i vigneti, e guarda caso chi fitta quei terreni paga in denaro, non in grappoli d'uva. Quindi c'è tutto questo, ma le tavole dell'Eraclea sono una fonte di saggezza infinita, per quanto si studiano e si ristudino, c'è sempre da imparare. Quelle sono veramente fondamentali per lo studio del territorio del IV-III secolo. Chiaramente sono 2 monumenti straordinari. Quindi. Potremmo prenotare, Emanuele, per una prossima chiacchierata magari più mirata sulla Cora, perché in effetti tu, insomma, solo citando la Cora hai messo in campo tutta una serie di problemi, l'agricoltura, le canalizzazioni, gli insediamenti della Cora, i confini. Insomma, ci sono tutta una serie di, come dire, di temi che si concatenano con la Cora, la gestione della Cora, la sicurezza. Quindi magari i Fruria per difendere il territorio. Ma anche questa è una materia. Sì, direi che qui, insomma, come abbiamo detto all'inizio, abbiamo messo le basi per lavorare bene e direi a lungo. Infatti, prima che, insomma, vedo che giustamente abbiamo raggiunto un'ora che richiede che ognuno riprenda le proprie attività. Ricordo che subito dopo noi ci troveremo, il prossimo incontro sarà il 17 dicembre e ci proietteremo con un balzo cronologico nella contemporaneità. Quindi io, come dire, ho chiesto anche, insomma, chi vuole intervenire in questi seminari, ho chiesto anche proprio volontariamente anche di mescolare le carte, cioè di proporre un punto di vista diverso, ma anche, come dire, di andare avanti e indietro nel tempo, senza limiti cronologici, passando, no, dalla più antica strutturazione, come ci ha insegnato Emanuele Greco, alla modernità, alle tendopoli, che sono forse, se vogliamo, la nuova forma di città mobile che si crea a un certo punto dal nulla e può diventare stabile. Dunque, insomma, andremo un po' ad analizzare tutto questo. Non lo so, c'è qualcun altro che ha delle curiosità prima di salutare? Siamo rimasti in pochi, giustamente, perché insomma abbiamo approfittato di Emanuele per ben 2 ore, dunque direi che siamo molto soddisfatti. Sono anche molto soddisfatto di avere proprio aperto questa nuova fase della scuola superiore. Mi pare un'ottima iniziativa, vi faccio tanti auguri di successo per la scuola. Distribuiremo metteremo a disposizione, come ho scritto, ecco, nella chat ho messo il sito internet, il sito web, se qualcuno è curioso di andare a vedere, e questo materiale sarà utilizzato dai nostri studenti, da tutti quelli che ne faranno richiesta. Adesso vi terrò informati su dove si troverà, dove si potrà vedere, ma direi un canale YouTube dove mettere queste registrazioni. Va bene. Allora, niente, io vi saluto tutto, ringrazio ancora Emanuele Greco, saluto tutti i colleghi, ci vediamo presto, ma chi è interessato il 17 dicembre. Grazie Beppe, grazie
Grazie a tutti. Grazie. Ciao, arrivederci. E buona Ciao serata. a tutti, ciao. Ciao, ciao, arrivederci, grazie. Ciao, ciao. Grazie, arrivederci. Grazie.